a Padova ha due nuovi reparti per le cure psichiatriche, luoghi di vita per aiutare le persone a ritrovarsi e a rimettersi in cammino in un contesto di cura armonioso. Le strutture sono state inaugurate quest'oggi all'ospedale Sant'Antonio, alla presenza di numerose autorità, tra cui anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Direi che questo è un esempio eccellente, peraltro in una provincia dove già con il dottor Rao si è diffusa questa filosofia, questa mentalità di voler essere sempre più umani nell'erogare il servizio. Questo nuovo centro che apriamo, questi nuovi riparti vanno in questa direzione. È finita la stagione dei lager fortunatamente e siamo a dare un grande segno di civiltà con strutture come queste. I nuovi reparti ospedalieri, moderni e dotati di ampi spazi luminosi, sono destinati al primo e secondo servizio psichiatrico di diagnosi e cura del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale. Sono stati concepiti per favorire lo sviluppo di un percorso terapeutico in un clima sereno, nel rispetto della sofferenza interiore e della privacy. 32 sono i posti letto complessivi destinati alla degenza ordinaria, sia in regime volontario che obbligatorio. Accolgono pazienti non gestibili in ambito ambulatoriale o domiciliare e che, per la gravità della patologia, hanno bisogno di un trattamento ospedaliero. Diciamo quello che qualificherà la psichiatria sarà quella di un salto di qualità in funzione dell'umanizzazione del soggetto che per la patologia di cui è portatore socialmente in qualche modo diventa un escluso dalla società. Noi tentiamo di reinserirlo e dare la sua dignità.